Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano, ha provato a prendere Sean Kemp, ma niente da fare, gli ho offerto chiunque, ma zero proprio. Andiamo contro Utah che è un 10-4. Ok, è guarito. Regola le situazioni manualmente. Ok, perfetto. Kevin non è tornato, però fuori dai coglioni. Ciao West. Ed entra Luke. Il mitico Luke. Allora, vediamo. Ceballos. Longley deve giocare. Ho provato Sean Kemp, ma veramente pazzesco, ragazzi, pazzesco la sfiga. Non riusciamo a... Ok, 16 minuti rimasti, Ceballos è ancora distrutto. Beh, comunque qualche bomba da 3 me la piazza, qua possiamo far così. Thompson. Facciamo giocare un po' di più perché sì, direi di sì. Deve un po' crescere questo ragazzo. 10, mettiamo... Ok, no, siamo 16. Ok, buono, andiamo contro Utah Jazz. Mamma mia, di Kerr Stockton. Anche Jeff Malone, tutti ci sono. Mamma mia. I fratelli Malone. Utah Phoenix, dobbiamo cominciare anche a vincere perché siamo un po' in crisi. Siamo un po' in crisi, ragazzi. È tornato Kevin Johnson, però con Kevin non si scherza. Peccato Sean Kemp, gli ho dato Chambers e Ceballos per Sean Kemp, ma niente da fare. I Seattle hanno accettato, bravo Luke. E si parte a bomba, Ornasek. Bravo Jeff, subito Jeff. E subito Jeff si prende il fallo. God. Primo libero da linea della carità, solo rete. Solo rete ancora. Perfetto. Siamo contro un fenomeno, quanto lo vorrei Stockton. E subito per Malone, ma non il postino però. E qua c'è Luke. E Luke Longley la insacca. Bravo Kevinone Johnson. Kevinone Johnson, voglio tenerlo. Ho visto che c'è la possibilità di prendere Gary Payton, che in questo momento è più scarso, è un potenziale migliore forse, sicuramente. Però Kevin Johnson fa parte dei Suns storici. Subito Ornasek, solo rete, Jeff Ornasek. Questa è una partenza diversa, partenza sprint. Me lo mette in faccia, ma subito Chambers recupera, bravissimi ragazzi. Mamma mia come siamo partiti bene raga, come siamo partiti bene. Kevin Johnson ha umiliato la difesa di Utah. Stockton. Ma dai, questo non era mai fallo. Buono, buono. Non vedo l'ora di avere le magliette anni 90, che sono ancora, diciamo, non mi fanno impazzire. Sono le più belle, quelli anni 90, gli anni centrali, diciamo. Vai Chambers, volevo scambiarti. Cosa ho fatto? Vabbè. Va bene. Attenzione che Stockton è un fenomeno, ragazzi. Karma, il postino.
Qua aiuta, ragazzi. Ha un roster veramente fenomenale, eh. No, Chambers, mamma mia. Chambers ha sentito aria di scambio, sta facendo cagare. E il postino là in sacca, zio Ken. Del Meyerly. Aspetta il pick and cume. Oh, Chambers l'ha insaccata. Bravo Chambers. Dai che pian pianino. No, Kevin Johnson show. Kevin Johnson show. È tornato all'infortunio, ragazzi. È tornato bene. Mamma mia, ragazzi. Da sudare, proprio si suda. Fallo inutile. Fallo inutile. Attenzione al postino. Mamma mia. Quante ne mette il postino, ragazzi. Mamma mia, Kevin Johnson, Luke. Kevin, Luke, Kevin. Dai che Stockton sta facendo quello che vuole, eh. Mamma mia. Ragazzi, Stockton Malone, cioè... Fenomeni, fenomeni assoluti. Hornacek, Jeff Hornacek. Stockton mi marca bene, ma qua mi lascia. Hornacek però la sbaglia. Sono un pirla da solo, che poi Hornacek è la squadra futura di Utah, ma sicuramente Hornacek rimane, salvo scambi incredibili, rimane alla corte di Veneziano. Sporo che forti che sono Utah, raga. Meyerly, niente, ma recupera Chambers, bravo Chambers. Molto bene. Ci siamo. Stiamo giocando bene per il momento, eh? Sono un po' di rotazioni. Noi comunque avevamo fuori 4 settimane di Dumas, eh? Ma dov'è il fallo? No, da solo. Che bello dormire così in difesa, sono quelle cose che ti eccitano proprio. Thompson, play di riserva che non mi convince minimamente. Cedric Ceballos. Hornacek, sono molto chiuso. Bravissimo. L'occhialuto, ragazzi, l'occhialuto c'è. Ma me la stavo fregando qua. Roba nostra qua, Utah, errori gratuiti per Utah, eh. Bravissimo. Ora preferisco lui a Chambers, cazzo. Ma Chambers è un bel giocatore, però boh, non mi trovo. È perfetto Sean Kemp per questa squadra, cazzo. Manca 1,59. Comunque tendenzialmente nel primo quarto si segna meno, vedo. Cazzo. Come l'ha messa bene.
Hornacek, solo rete, Jeff Hornacek. Quanto è bello Jeff. Aiuta a entrare bene. Mamma mia, però sbaglia, aiuta, godo. No, sbagliamo anche noi, siamo stupidi, cacchio. Bello. Bello, bello. Onestamente un buon canestro. Però vedo una squadra che c'è. E ancora Jeff da fuori. Stavolta la sbaglia, bravissimi. Bravo West. E va in lunetta con il tiro libero supplementare. Però tira un mattone. Sono difficilissimi i liberi, cazzo. Perché così sbilanciati? Perché? Vai Jeff. Hornacek contro tutti. No, ho sbagliato, devo fare un'altra cosa. Qua proprio regalato. Ho regalato il mattone qua. Mamma cosa ha fatto? Non ci ho capito un cazzo. Non ci ho capito one mazz. No, no, Jeff, no. Brutto finale di primo quarto. Ti sta succedendo il pandemonio. Non so, forse ho fatto il record di triple tra Miley e Hornacek. Dopo andiamo a vedere qualcosa di mostruoso. Stiamo giocando un basket sensazionale oggi, eh. Mamma mia che Phoenix. Forse abbiamo trovato la partita storta di Utah. Ma oggi vedo Phoenix veramente in forma. E Longley ruba anche vabbè. Oggi è la giornata di grazia. Vediamo se mette anche questa dall'angolo. No, questa no. Mamma mia, Stockton. Carmelo. Eccolo. Signori, Carmelo, il postino. Più 15, però non possiamo buttare via sta vittoria, ragazzi. Ma ha la mano iper calda. No! Il quarto quarto è sempre il più duro, eh. Infatti esce anche Miley è distrutto, cazzo. Le ha messe tutte praticamente. Hornacek. E anche questa, solo rete, da casa sua, Jeff Hornacek. Questa è proprio la sfida Hornacek-Meyerly, eh. Bello questo, mi ha proprio fregato, ma lo sbaglia, e gol. Kevin Johnson. Bravissimo, e Longley la insacca. E oggi dominio dei Phoenix che sono tornati, ragazzi, dopo un momento non semplice. Godo, niente, oggi Phoenix non c'è, e Utah non c'è oggi, eh. Oggi Utah non c'è e godo. Madonna. Ma cosa fa Longley, signori? 72 di overall. Mamma Luke. Stockton in faccia e la sbaglia, godo. Chambers, non mi viene da usare tanto Chambers, non mi piace come giocatore. Johnson. Ma come fa a mettere anche questa, Jeff? Mamma mia. Oggi mi riesce tutto, ragazzi.
Oggi a Phoenix riesce tutto. Mette un po' di riserve adesso. Ci sta, perché la squadra se no si stanca. Peccato per le statistiche, ma più importante è la squadra. Dopo arriverà Veneziano tra qualche anno a spaccare tutto, a spaccare la National Basketball Association. Questo, madonna come sono mossi bene. Però la sbagliano. Karl Malone. Ma come cazzo fa sto uomo? Karl Malone è un cazzo di fenomeno, lo sappiamo. Kevin Johnson. Divertiamoci con Kevin. Bravissimo Johnson, mamma mia. Johnson è forte dalla media, da 3 non è fortissimo. È un massacro oggi per Utah, eh? Basta, Utah non ne mette più una. Cioè, o ne mettono tutte e non ne mettono una, è incredibile. Boom. Signori, questi sono i Phoenix Suns. No, non esiste più Utah, non ci credo alla presa. Mamma mia, solo Malone le mette tutte. Vediamo sto free agent preso di 102 anni. Buono, solo rete. Oggi segna chiunque, eh? Oggi segna chiunque. Merda. Sì, ma è roba nostra, è roba nostra. Bello. Un po' di rotazione ci sta. Beh, questo è proprio il mattone della vita, ragazzi. Il mattone della vita. Mamma mia, per poco andava col gioco a 3 punti. Mark Heaton, da linea della carità, primo a segno. E anche il secondo. Però abbiamo un vantaggio, insomma, se perdiamo questa mi ritiro. Cedric Ceballos. Se sono le seconde linee, fallaccio su Ceballos. Bravo Cedric, il primo va a segno. E anche il secondo, 2 su 2 per Cedric Ceballos. Comunque Utah c'è, Utah, è chiaro che mancano 2 minuti, ma Utah comunque sta dimostrando di essere chiaramente una grandissima squadra. Ecco. L'altro Malone. 8-7 Utah, 108 Phoenix. Bravo Luke, l'ho vista subito. Luke Longley, grande colpo di mercato dei Phoenix Suns. Certo che in difesa dobbiamo migliorare tanto, ragazzi. Oggi abbiamo vinto perché abbiamo segnato tanto. Chambers, niente, Chambers o Chambers, mettetela come volete voi, proprio non c'è. Ha buone statistiche, ma è un gioco di più con i tiratori. Tiratori e centro, di solito.
Fallo di chi? Ah, nostro, ma com'è? Oh, rientra Hornacek, forse per il triplone finale? No, questa non va. Ha preteso un po' troppo, Jeff. Karl Malone, questo mi fa... Ma primo errore di Malone... Ecco, scherzavo. Che giocatore. Ecco, lì sarebbe come alla grande, ma... La vedo un po' dura, guarda come è marcato. Guarda come è marcato Jeff, mamma mia. E si incazza Hornacek, grande Hornacek. Da casa sua, Jeff Hornacek. Ma no, sti falli finita ormai, dai. Ok. Thompson è abbastanza stanco. E Hornacek si regala anche un assist geniale. Bel punteggio, finiamo alla grande, perfetti. Migliore in campo secondo me è Hornacek. Jones ha giocato poco, che dopo l'infortunio ha fatto bene. Finisce qua, 9-3 Utah, 1-1-7 Phoenix. Mamma mia, vittoria proprio prepotente di Phoenix qua, eh. Maierly 31 punti, 3-3, Hornacek 31-3, Kevin Johnson 14-3-13, ragazzi, che partita. West comunque 10 punti, Longley 12. Mamma mia, Maierly, Hornacek. Dai 3 punti, 9-13, 8-12, mostruosi. Mostruosi. Ok, allora andiamo a vedere adesso 17, bene, andiamo a vedere, voglio vedere una cosa però. Phoenix Suns, allora punti totali, no però partita sì, tiri dal campo realizzati, non ci siamo, tiri da 3 realizzati ragazzi, Dan Maierly 9, Jeff Hornacek 8, tutti il 30 novembre 91, l'avevo detto ragazzi, sti qua stavano pompando, comunque c'è un po' di Hornacek in sta classifica, perfetto, no. Poi abbiamo tiri liberi, non ci siamo, ma non ne prendiamo tanti. Assist, non ci siamo, stoppate neanche presumo. Vabbè, bene, adesso abbiamo la partita con San Antonio. Però quella che giochiamo, questa qua, perfetto. Simula fino a questa data. No. Ai ai ai. Ah, avevamo questi come obiettivi. Eccoli qua, questi sono i nostri. Ok, abbiamo perso contro i Timberwolves. Perdiamo con Indiana? Assolutamente no. Ok. Vinciamo con Orlando e perdiamo con Indiana. Siamo ancora incostanti. Perdiamo con Miami. Ancora. Vedi, questo è il problema. Hornacek. Vinciamo. Pubalgia.
Siamo 12-10. Vabbè. Ora andiamo a vedere il roster. Vediamo come stiamo andando. Ora, no, voglio vedere. Senti, elenco giocatori, no, mi interessa. Non mi danno le percentuali, vabbè. Non capisco sinceramente il perché. Allora, vediamo un attimo. Eccoli qua. Boh. Allora, Hornacek ha 21 punti per partita e 6 assist. Kevin Johnson 14 a partita, 10. Vedi che si mantengono su quello che faccio io. Longley mi dispiace che gioca poco nelle simulazioni, 6 punti a partita, 4 rimbalzi. Vabbè. Non capisco il perché sinceramente, però sta crescendo, dai. Sta crescendo il porco. Vabbè, raga, sono aperta con San Antonio. Ha un record veramente deludente, 5-14, solo David Robinson, però volevo vederli. San Antonio. Dobbiamo vincerla questa, eh? Alla Spurs Arena. Ma era molto diversa da come la ricordiamo. Hornacek purtroppo è fuori, questo è un problema però. Porca miseria. Tanti infortuni stanno subendo. Dopo controlli allenamenti, secondo me siamo stanchi. Vai. Aia. Ecco. Vai Johnson. E subito fallaccio su Johnson. Carichiamo di falli Robinson, che è l'unico forte che hanno. No, madonna che libero. Non è ancora il momento per San Antonio, i campioni arriveranno. Intanto hanno però Johnson contro Johnson. Attenzione subito Robinson. Grande Longley, fa capire chi è Luke. Bravo Luke. Godo. Ok. 3-1 per San Antonio. Dai. Godo, bravissimo Johnson. Molto bene. Attenzione. Marchiamo bene, è importante la difesa, certo che senza Hornacek sarà dura però, No, ma che culo, l'avevo presa, li rimbalza contro. Incredibile. No, Longley, no, sti errori, madonna. Comunque Myler è una media incredibile, è bellissimo che in base a come giochi poi comunque il simulatore tiene conto di questo. C'è da dire che comunque queste le simulazioni, anche quelle dove puoi entrare, potremmo fare anche così, far meno, meno partite lunghe, però così vediamo. Quasi quasi. Dura, difende. Sicuramente non abbiamo trovato la difesa bella di Utah. Finora praticamente è Kevin Johnson contro San Antonio. No, dai, però. Dai Luke, mettimela. Bravo Luke. Quanto sento la mancanza di Hornacek, però bellissimo, e sbagliano.
E adesso devo scoccare l'ora di Dan Meyerly, che ha il record di triplone realizzati. Merda, cominciamo da culo. O tiro tutto o sbaglio tutto. Guarda che culo, guarda che culo. Comunque nel prossimo video proviamo a fare così. Magari meno quarti, ma più partite spezzettate. No, Johnson, non perdermela. Bellissima questa. Non ci credo, la sbaglia. Solo rete, purtroppo. No, o giochiamo bene o giochiamo di merda, è perfetto. Non sbagliarmela, Luke. Grande Luke. Grande Luke. Porca miseria. Calma. Ecco, altra cagata incredibile. No, non posso prendere contro una squadra che ha un record di 5-14, zio, che... Ma adesso prendono tutto, incredibile. O sbagliano tutto o prendono tutto. Che fastidio sta roba. Mamma mia. Che imbarcata. No, ma c'è coso. Dan Peterson. Cazzo, sembrava lui. Dumars. Chambers, date una svegliata. Bravo. Bravo, vecchio mio. Stiamo difendendo da culo. Sì, ok. Dai Kevin, ti prego. L'ho giocata proprio perché ero tranquillo, cacchio, volevo fare una bella vittoria. Stiamo dando troppo ritmo a San Antonio però, eh. Tutti i rimbalzi, è questo che non sopporto. Adesso li prendono tutti i rimbalzi. Va bene, bravi. Mamma mia. Ecco, stoppata su Kevin Johnson. Dumars. Bravi, bravi. Meno 5 però. Un meno 5 che non mi piace. Siamo troppo discontinui, infatti anche il record dice 12-10. Dio. Ti prego, Dan. Niente, adesso non ne mette più. Sì, ok. Loro le mettono tutte. Vabbè. Relax, come relax. Siamo solo al primo quarto. Però non è possibile che a ogni possesso la mettano dentro, cioè questo che mi dà fastidio. Non sbagliano niente. Guarda come giocano, ragazzi. Te lo ti coglioni. Mi fido solo di cosa, però di Kevin Johnson oggi, Senza Jeff.
Siamo un po' scontati, hanno capito le mie tattiche. Però non è da 3. È buono, ma non è da 3. Dai. Dai che la dobbiamo vincere questa, zio Kane. Loro ne mettono troppe però. Sono veramente caldi, sono. Niente, le triple non mi entrano più. Ma perché la sbaglia? Se il tempismo quello è qua che perdo le partite. Meno male. Uff. Bravi ragazzi. È stanco Johnson. Niente. 7 punti di svantaggio, non bene. Si va ragazzi, 6-6 Phoenix, 6-3 San Antonio, grande rimonta con un Jeff, Dan, incredibile, Meyerly, Hornacek uguale, solo rete. Occhio, non ci credo. Cioè, autocanestro praticamente, dai. Dopo nel prossimo video proviamo a fare un altro modo a sto punto le partite. Vai Luke. Luke contro Robinson, vediamo, proviamo. E anche con Robinson, mamma mia, il signor Longley, signori, il signor Luke Longley. San Antonio ha veramente uno score orrendo. Robinson, ragazzi, Robinson sarebbe da acquistare subito, da prelevare. Bravissimo Kevin Johnson, qua fa un numero d'alta scuola, peccato. Kevin Johnson. La. Johnson versus Johnson. 8. Mamma mia, questa partita tiratissima tra San Antonio. Ancora Kevin, niente, oggi Kevin più che assist ha voglia di 7 assist comunque per l'asso, per il play di Phoenix. Gol. 7-2 Phoenix, 6-9 San Antonio. Mamma mia, pensavo di dare più tranquillo sta partita. Chi troppo vuole non la stringe. Very good. Dai che Johnson vuole la double double. Attenzione. No, questo è un fallo regalato ai texani. San Antonio ancora lontana dai fasti che arriveranno, ma tra tanti anni. Va, non ci credo. Mamma mia, il numeraccio qua. Boom. Mamma mia, siamo là, raga. Vai Beppe, Johnson è stanchetto. No, brutto errore questo orrendo, Meyerly entra malissimo. Torna a -1 Sant'Antonio. Sant'Antonio. Dai raga.
Ed è solo rete! No, non ci credo, l'ha sbagliata. Quel possibile vantaggio San Antonio. Che dormita. Ma no, Longley là, no, Longley là. No, non puoi metterla adesso. Zio Ken, zio Ken. Allora, bevo un po' d'acqua. Mette il muso davanti. No, non mi ha sorpreso l'errore di Maierle. Vedo che manca come il pane Jeff Hornacek. Mamma se manca Jeff. Mamma se manca Jeff. Non è sicuro. Bravissimo, bravissimo Chambers. Pesantissimo sto rimbalzo, pesantissimo. Freddo come il sangue di un crotalo. Scusate, sono pazzo, ragazzi. Mi sta troppo gasando sta modalità. Non molla San Antonio. Attenzione Robinson da solo. No, ma no. C'è bisogno, qua deve svegliarsi Maierly. Senza... non va neanche questa, non va. Ai ai ai, ai ai ai. Non ha ritmo, è stato malissimo Maierly. Meno male, mattone di San Antonio. Bravissimo Chambers, se la dà a Kevinaccio. Oggi Kevinaccio sta dominando. Verità veramente sta giocando sul filo del rasoio. Aia, questi sono 2 punti sicuri. Fenomeno assoluto. Fenomeno assoluto. Il problema è che Johnson è molto stanco. No, potevo metterla. Questo deve essere solo rete però. Solo rete! Dan Maierly. Bravo cazzo, bravo, questo è pesantissimo. Molto bene. Vai. Vai Kevin. No, Longley, mamma mia, niente, sono niente. Dormiamo. Errore di San Antonio, doppio errore, la prendiamo. Fallo. Dobbiamo metterli entrambi però, eh. Boom. Boom. Buono. Partita pesante. Che due coglioni però. Devono sbagliare, devono andare più 4, cazzo. Aia. In faccia a Longley, ma stavolta la sbaglia. È umano anche Robinson, però. E si gode. Giocando bene l'ultimo quarto, Chambers.
Adesso dobbiamo solo tenere. Bella questa, bella, mi ha fregato bene, ma ancora errore. Robinson l'ha messa. Ma zio Ken, che uomo, signori. Che giocatore. Dopo andiamo a vedere anche il tabellino, perché non mi ha fatto capire un cazzo. 5-14 con un Robinson così, un po' un predicatore nel deserto in questo momento. Ma non è ancora il momento di Duncan, Ginobili e Parker. Grande Kevin. Mamma mia, che partita arrogante di KJ. Però deve rientrare Hornacek, che è troppo importante per noi. Ecco, Robinson, altri due. Tanto per gradire. No, zio Kane, zio Kane, zio Clark Kent. No, non metterlo. Grazie. No, Johnson, no, 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 no. Qua rischiamo i tempi supplementari, ragazzi. Sì. Pesantissimo. Chambers c'è, Chambers c'è. Dai, Fiori. Mamma mia, per poco. No! Guarda che culosi. Abbiamo l'ultima palla. Forse. Mamma mia, che partita. Vaffanculo Robinson. Mi ha fatto 82 punti Robinson. Dai. Cioè, siamo senza Kevin Johnson. Dai. Vai. Luke! Longley l'ha messa a 2. Longley l'ha messa a 2 secondi dalla fine. Grande Luke, grande. Vai. Marchiamo bene. No, da 3. Yes, si va a vincere. Mamma che sofferenza, però. Con una squadra che ha uno dei peggiori record, se non il peggiore, l'abbiamo sofferta. Vediamo il tabellino. 36 punti, 15 rimbalzi per David Robinson. Un po' forte. Kevin Johnson, doppia 23-10, 23-6-3 Chambers, 21 Marley, 14 Longley. Bravo Long, quanto me lo godo Luke, quanto me lo godo Luke. Il mio piccolo Luke, adesso però deve tornarmi Hornacek, se non sono cazzi. L'interesse è sempre basso, effettivamente per il 100%, record 13-10. Raga, un saluto del Cumendone veneziano, nel prossimo video proviamo a fare cose un po' diverse. Ciao!